Perché il 19 di maggio siamo in pista di nuovo con la seconda di campionato.
sommato dei propulsori abbastanza obsoleti per lo stato dell'arte, per cui si trovavano a lavorare, sono dei monoidro cambi interni non abbassatevi il gallo che mi serve lunedì. Gallo, vieni qua, non mi pressione a caso, dai, buttati, vieni, dai. Dai che sei finito, no, ti sei già buttato, dai. Allora, no, niente, abbiamo lavorato tanto. E la voce che fa la dice lunga. E lo facciamo un applauso. Allora, con 6 cilindri mi sembra che andiamo per allora lo facciamo tutti insieme, al primo full pull, dopo un decennio di pausa, il non mi sento! Dove siete ragazzi dell'Autopower, il PIP! Hanno spinto per loro, bravi, bravissimi! Quando si dice che si fermano tutti, forse è un motivo serio. Hai visto mai che spinge un ingettore con questa non funzionare? Queste sono lasciamelo dire. Ma il bello che la matita è la stessa, non è locale, anzi è ancora meglio perché sanno che fino a qui si è arrivati e poi si può solo crescere. Questo come vi dicevo prima, sono vecchia scuola, vecchia maniera di fare, è un classico, non ha tutte quelle niente elettroniche lasciate dietro, sapete la verità, quando si casina
Molto giusto. E loro è il battesimo perché hanno fatto tante modifiche, hanno cambiato la Vediamo qualche minuto di capire cosa può essere successo. Di solito le impressioni accanto quando un trattore si ferma a metà della pista sono molto volgari. Per cui sono sempre dell'idea di aspettare qualche minuto per lasciar finire il calendario. Oh, vale. È ancora, esto. Ha una ragione, come si può ben capire, c'è della gente che lavora l'inverno intero per poi finire. Cazzata tanto nessuno lavora. No, esatto, quindi adesso siamo già alla prima gara di campionato, gli abbiamo dato delle chicche tecniche di tutti, quindi alla fine di chiamamento delle persone. Esatto, comunque Enrico va detto è una cosa sacrosanta, succede anche, non so se voi qualcuno di voi pratica la motocross e avere una copertura, sapete che si va in serie, si va in cerchio, si ferma la spalla, evita che la valvola si tranci e il tempio giri dentro alla coda, a volte non solo di una copertura per questi mezzi sarebbero pesanti diversi che in Italia ovviamente dovrebbero sbilanciare l'effetto giroscopico che hanno sia preferito invece abitare le spalle del pneumatico che fatto un percorso mediale al centro glielo quindi fateci una botta di conti il Coyote vi diceva Enrico per le quintali quindi ce sono 5 fondamentalmente lavorano con i limiti di categoria sul pilota nota se posso aggiungere ancora anche perché questi ragazzi non si sono limitati a fare una macchina molto avanzata, la nota è molto bella e se dopo passate da loro qua non porterete il loro problema delle punterie è in plexiglass quindi si possono vedere montate come tutto sommato sono degli altri solo che questo è il problema delle valvole dei trasparenti che potete vedere benissimo bilanciere di quanti ne casarpie che lavorano sulle 12 valvole non solo a 6 cilindri in linea Twin Spark come diceva Enrico doppia candela per velocizzare tutto sommato la propagazione proviamo Daniele se non sbaglio un po' più corretti 2 candele se non ricordo male serve a rendere veloce il fronte di combustione cioè anche l'aria benzina in questo caso l'aria metanolo che usando non cambia resta in maniera più veloce c'era una novità negli anni 80 vi ricorderete tutte le vecchie auto qui avevano il sistema Twin Spark in quel caso erano leggermente spostate proprio per dare addirittura al giro volato dentro alla camera di combustione addirittura rendeva un corpo performante attraverso un variatore di fase che lo rendeva viabile una tecnica che poi beate sente a puntine beate è vero che tiravi lo spinterote non faceva sembrava che il motore volasse poi volavi la niente perché non aveva forza 4 volte e lo davano dietro bene chiamata del direttore di pista per il prossimo bullet e se non mi sbaglio
tema dell'accensione dei limiti dei servizi di distribuzione, e anche questo è interessante da vedere. Con i nomi Romano Bostoni legato e pronto a lavorare quello che ci vuole nell'età del buon Cesare a registrare la gratificazione del ragazzo è tutto altro può finire, quindi tanti anni di esperienza si vedono benissimo. E l'applauso di Ospedaletta Organeo è tutto per gli amici del Coyote insieme, bravissimi, sia Cesare sia Walter Manuele, guarda che è felice, guarda. Allora adesso ti do il microfono e a casa vai, tutto quello che ti viene. Quindi brava voce, e questa la dice lunga, e l'applauso, che spettacolo! Avete visto sul filo del rasoio, direi che questi ragazzi loro motorino bene, perché il secondo giro hanno allungato il tiro di circa 70 metri con una linearità di fuoco veramente inspiegabile. Bravissimi!
dei pesi massimi, lui è il più piccolo della categoria, motore cecoslovacco, Tatra, diverse strategie di lavorazione da parte di Antonello per fermare il secondo ha trovato per aspetta che mi sono dove sono gli altri la Fans? Dove sono gli altri la Fans? Di là in fondo. Allora, dovete sapere che Giuseppe Antonello. Ascolta Giuseppe, ma perché non si rompe mai sto trattore? Cosa gli fa? Devo mandare da fuori un piccolino. Un attimo, grande Giuseppe! E non c'è perfettamento, come avete visto. Sicuramente, puro sport. Ma pensate che tra l'altro si marce tra i quali poter scegliere anche se di quelli che sembra essere ci può sorprendere l'affidabilità di salente l'honoris causa dall'altro il motore è pescato sui durissimi campi di gara della Paris-Dakar perché era lo stesso propulsore che veniva usato nelle categorie heavy track e quindi pensate alle gare del deserto, quindi tutte le difficoltà che questo motore sicuramente si porta dietro per molti anni scritto no nelle anni che i corsi nel deserto sia un po' innamorati, erano i meravigliosi anni 80 dove c'erano le casino, te ricordi motorizzati Ducati, dove c'era Oriola, c'erano tutti i campioni dei grandi casi, Super Teneré, Suzuki, ce n'erano per sempre castigli, non solo le moto ma anche nelle autovetture. Finiamo di spendere due parole sui prossimi due propulsori, sono quelli 8 della Forno Heavy, campione italiano in carica, sono 4 i propulsori insieme da Crossbox, ovvero delle scatole di ingranaggi che sono di fatto solidali, 2 motori che quindi stiano tenuti insieme tutto nell'albero motore per evitare dispersioni meccaniche di energia. È un'invenzione che la dobbiamo poi ai fratelli Moss americani che nel 75 hanno messo insieme questa scatoletta magica e alla quale poi hanno dato il lato a tutto quello che è stata l'evoluzione dei fluidi
motori ovviamente crescendo le potenze vedete che si cresce anche i pesi, slitta giù senza morra, proprio perché la slitta pesava 173 quintali, grazie a quanti in più ne vengono aggiunti, perché le due classi che ci aspettano sono quelle più devastanti, sono da libero 45, quindi la più alta dei modify, che poi sono ancora in camion, quindi sia potenze ma anche pesi massimi che vanno a trainare la partita, che ovvio non può essere la stessa dei pesi più che abbiamo visto adesso. Motori, vi dicevo, in quanto sono quella loro base gli americani, per darvi qualche informazione, loro li dividono in due grandi categorie. Il limite minimale di cilindrata sono 6.600 cm cubi, non mi ricordo male, sono più o meno 400 cubi. La differenza della Sport Block e Big Block, cioè grandi e piccole cilindrate, le grosse venivano utilizzate esattamente come delle macchine con le alle macchine, pensate, eccetera. Poi con la crisi petrolifera ha iniziato anche l'oceano a usare dei motori un po' più piccoli, tecnologicamente un po' più avanzati per motorizzare le proprie auto. Oggi vengono usati delle muscle car, dei pick-up e soprattutto nelle categorie NASCAR, quella che si ricorda la quale ingaggiava il giorno la massima categoria americana, perché le auto del 26 considerato un motore a utilizzo dai 60 ai 90 gradi di aperture, chiaramente distribuzione aste e bilancieri, quindi una distribuzione tutto sommato vecchia scuola che però non ha ancora fornito dei alternativi. Ovviamente questi non sono motori quelli che facciano le auto veloci, sono propulsori costruiti apposta sia a partire dall'alluminio che ne crea l'ossatura della fusione del monoblocco, sia i pistoni LDL che sono creati accelerato per il tonnellato Enrico prima prego le accensioni sono quelle che i costruttori dedicano ai pistoni IBL, sono tutte ricavate dal pieno dell'alluminio, ovviamente non è un duralluminio ma non è neanche l'alluminio quello da ferramenta, siamo chiari, l'alluminio molto duro, molto resistente, soprattutto molto flessibile alle sollecitazioni. Infatti questi chip sono solidi alle misure di motore con una potenza spaventosa, anche perché il metanolo che utilizzano è combustibile molto più volatile della benzina, è quello di consumare i segmenti mascellatici dei pistoni in un tempo veramente risicatissimo. Quindi dopo qualche minuto di funzionamento inizia a seguire anche l'olio motore per il quindi la capacità di amplificazione dell'olio pompa tende sempre a diminuire. Stiamo parlando ovviamente di utilizzi veramente competitivi, dove lo step successivo sarebbe quello di mettere nei serbatoi dell'aliquota per poi affrontare le più impegnative gare di quelle americane, ma di troveranno prima
esempio questi motori hanno delle pompe di metanolo per portare via il gallone sono 5, quindi per regime, quindi parlando di 6.000 giri riescono a pompare questa quantità. Quest'anno di sopra di gelli,
Guarda, qua è proprio. velocizzazione della ruota e 168 km. Affidabilità estrema. Lascio un applauso ai campioni. Siamo alla seconda edizione della festa dell'agricoltura e dell'economia circolare, nata a Este 2 anni fa ed ora attualmente ha avuto successo in una grande maniera. Qui ho in Roganeo un comune vicino, un comune amico. Ad est troverete la meravigliosa cornice del castello medievale. Molte iniziative sia per i bambini, per le famiglie, non come queste, ma anche le associazioni di categoria dell'agricoltura, il primo settore della nostra economia. È stata un vero piacere chiedere al sindaco Scapigno, Spedaleto Uganeo, di portare qui uno degli sport secondo me più pazzi, più folli in assoluto, e ringrazio veramente di aver accettato questa sfida, una sfida che lui già aveva fatto con la festa del Presto, con la sede del Presto, e che oggi si è ripetuta ma con una cornice ancora più bella. Non pensavamo assolutamente di vedere tante meravigliose persone come voi. Grazie di essere venuti, grazie mille. È uno sport ancora in Italia
Oggi abbiamo poi con il centro anche uno dei portoni che devono trainare fuori il tutto, pensavo che prima potevo ripartire a casa. Riescono a raggiungere l'Apicella, ma basta assoluta il titolo di campione italiano 2020. Andata a casa Noia all'ultima in campionato con la serie allora un cuore italiano di acqua,
ha degli ottimi motivi per rompere le balle agli ultimi arrivati questi fenomeni e importante e la stareccia maestra. Io vorrei aprire un altro capitolo tecnico, il numero 238, vabbè, e poi credo per iniziare le finali, quindi sono le bombe e il perché no, eccetera. Meno le pure organizzano riferimento sull'americano, possiamo finire quando mi torno perché è una lasciata alla libertà di azione. E ragazzi, intanto togliamo finta perché lo sniper è diverso e questa della battaglia è pronto a misurare. Io posso dare la prova. No, ragazzi, perché anche te che hai fischiato, io ci scommetto che ti sei piantato almeno una volta con un patacca al rosso del semaforo quando ha lasciato il verde, si è stretta la puntata. Puoi dire un po', ma vedete gente che ci ha lavorato dietro per dare dello spettacolo. Allora glielo facciamo tutti, un bel applauso adesso, ragazzi!